Entrando nel merito dello statuto, non dico che insomma è tutto facile, c'è una certa sensibilità, c'è una nuova sensibilità nel realizzare lo statuto e neanche nell'approvarlo, da parte sia della maggioranza che della minoranza. E devo anche ringraziare Carlo Alberto, uno che di statuto se ne è occupato da tanto tempo e che ha lasciato probabilmente anche un po' di amarezza in consiglio, Guido Trento. Guido Trento è stato un cultore dello statuto regionale sia nella prima stesura, settima legislatura, sia nell'ottava. Ha fatto di tutto per farlo approvare, non ci è riuscito, ma un ringraziamento lo devo fare specificatamente. E a che punto sta i lavori? A che punto stanno i lavori? Noi chiudiamo oggi le audizioni, poi ci troveremo con la forza politica di maggioranza che è la Lega e ci confronteremo oggi e probabilmente anche domani sulle due idee di statuto, quella della Lega Nord e quella del PDL. Noi abbiamo elaborato un progetto di legge, loro ne hanno elaborato uno, cercheremo di fare un progetto di legge unico e nei prossimi giorni lo elaboreremo, lo presenteremo e saremo nelle riunioni della Commissione del Statuto. Vedete, io non vado a fare una serie di considerazioni sulle geometrie, sulle importanze istituzionali che ci sono all'interno dello Statuto. Dico solo una cosa: noi abbiamo bisogno di un riconoscimento della specificità, dell'autonomia amministrativa, trattino anche della capacità regolamentare della provincia, come diceva bene prima Bottacin, e anche però si arrivano le deleghe dei SCHEI, cioè dei soldi per realizzare, per portare avanti queste deleghe, e anche dico del personale alla fine della questione. Noi altri, come PDL, abbiamo preparato una idea, perché siamo Belluno, quindi dobbiamo parlare di Belluno, abbiamo preparato un'idea di come potrebbe essere l'ex articolo 25, 16, ce ne sono tante, quindi quello che riguarda la provincia di Belluno e la specificità. Il titolo è Conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia alla provincia di Belluno. E noi abbiamo scritto questo: la Regione, ferma la salvaguardia delle esigenze di carattere unitario, conferisce con legge alla provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano, nonché abitato da significative minoranze linguistiche, forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, servizi delle persone, usi del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo. La provincia di Belluno, d'intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e sulla base di appositi accordi, prevede a sua volta di conferire ai comuni e alle loro forme associative esistenti nel suo territorio quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale, trasferendo loro contestualmente le risorse necessarie per l'esercizio di tali funzioni. Cioè, tradotto, facciamo, come qualcuno diceva prima, una sorta di, vediamo chi sa cosa fare, di organizzazione amministrativa a geometria variabile all'interno della provincia, ma con la capacità di una regia nelle funzioni provinciali e chiaramente di una capacità di realizzare nelle funzioni comunali, trattino anche delle organizzazioni comunali. Io introduco anche i PIM e le comunità montane. Allora, all'interno di questa considerazione dico: e l'altra montagna? L'altra montagna veneta? Beh, questo è un dibattito che si dovrà aprire all'interno della Commissione di Statuto del Consiglio regionale, e aggiungo anche, oltre che della montagna, anche delle altre province che dovranno e potranno avere, secondo me, delle deleghe, chiaramente, perché si sta ridefinendo complessivamente la geometria, diciamo, delle competenze tra regione, province e enti locali. A questo riguardo dico che io sono d'accordo nel tenere in considerazione nella discussione della Commissione di Statuto la legge elettorale, però aggiungo anche che non deve essere la legge elettorale, come è successo la scorsa volta, senza dirlo, il pane quotidiano della discussione. Noi dobbiamo prima di tutto avere davanti un regolamento
stringato, non di tanti articoli, uno statuto parallelamente che va avanti, ed avere la chiarezza che le due cose non devono stridere, ma devono permettere un migliore lavoro d'aula, ma soprattutto una migliore qualità della vita dei cittadini veneti. E vedete, per concludere, questo statuto, almeno questo che abbiamo scritto noi, ma sono sicuro che anche le altre proposte seguiranno questo metodo, non va solamente a regolamentare qualcosa che la Regione Veneto fa all'interno, qualcosa che riguarda essenzialmente la politica, ma va e cerca di fotografare la vita del Veneto all'esterno. Per dirvene una, noi all'interno di questa proposta facciamo tutta una serie di considerazioni per quanto riguarda gli sponsor privati che vanno a sostenere attività, diciamo, istituzionali, sia di tipo competenza regionale sia di competenza degli altri enti. Perché? Perché ormai è una realtà. Tutti ormai per realizzare un qualcosa cercano non solo soldi pubblici, ma cercano anche dei soldi privati. E allora è giusto, a mio avviso, per finire proprio, che all'interno di una proposta di legge, che per fortuna secondo me siamo gli ultimi a farla, Carlo Alberto, però probabilmente saremo i primi a realizzare un qualcosa di aggiornato, è giusto anche fare la fotografia dei bisogni, delle eccellenze, delle situazioni particolari, per rendere una carta di Veneti che sia attuale e soprattutto che non strida con quello che si fa ogni giorno.